Che la Sicilia è il posto più bello non solo dove vivere, ma la Sicilia è un posto ricco di possibilità, ricco di occasioni, che bisogna aver fiducia. Siamo con Pasqualino Monti, che diciamo, per noi di Palermo e siciliani è un po' un personaggio quasi mitologico, perché ha ricostruito un rapporto che la città sembrava avesse perso, volesse ritrovare, di cui tanto si parlava, il rapporto col mare. Prima di arrivare a questo però ho bisogno di chiederti come arrivi, com'è che Pasqualino Monti arriva a Palermo, cosa fai? Tu non sei originario della Sicilia. No, sono isolano, questo mi accomuna ai siciliani, quindi sono nato nell'isola di Ischia, siamo andati via quando ero giovanissimo, poi mi sono formato evidentemente fuori dalla Sicilia, in particolare prima a Civitavecchia e poi a Roma, poi insomma ho conseguito un master presso la Fondazione Cuoa, una formazione prettamente di economia, insomma, il master è in Bank and Finance, quindi era in finanza e banca. E dopodiché mi sono innamorato nella prima attività di consulenza del mare, diciamo così, dei porti, per cultura familiare mi ha portato sempre a non allontanarmi mai dall'elemento acqua all'elemento mare. Ho iniziato quindi la mia carriera giovanissimo, da giovanissimo dirigente di un'autorità portuale, presidente dell'autorità portuale di Civitavecchia, dopodiché nel 2016 sono stato chiamato, dopo aver ricoperto anche l'incarico di presidente dell'Associazione Nazionale dei Porti Italiani per 2 mandati, sono stato chiamato a gestire i 4 porti all'epoca, oggi 7, i 4 porti della Sicilia occidentale a partire da Palermo che è il più grande, insomma Trapani, Porto Empedocle e Termini Imerese sono gli altri 3. Oggi abbiamo anche Gela, Licata e Sciacca e quindi rappresentiamo un po' tutta la fascia costiera della Sicilia occidentale, da uomo d'azienda, da uomo che sa di gestire per carità la cosa pubblica ma con un atteggiamento che è quello da manager aziendale. La prima considerazione è che la mobilità è quasi il petrolio dei nostri tempi, giusto? Quindi in una terra, diciamo, si abusa sempre questa parola turismo, però in realtà è la nostra economia, quindi è strategico il tuo intervento e immagino che tu abbia questo approccio nel pensare le attività che sono state sviluppate. Come la vedi tu da questo punto di vista, la situazione attuale e il punto in cui dobbiamo arrivare? Ma sì, infatti quando hai fatto la premessa hai detto mitologico, io secondo me invece è una persona assolutamente normale che cerca di riportare normalità e di far comprendere come la normalità poi sia l'elemento vincente, soprattutto in questa terra. Si è persa di vista la normalità perché la rassegnazione ha portato a pensare ai siciliani in particolare che in questo caso l'elemento mare, l'elemento trasporto, che sia esso stradale, viario, ferroviario, fosse in questa terra irrealizzabile. E allora noi ci siamo preoccupati di partire proprio dall'elemento mare, perché è quello che possiamo gestire direttamente. Il trasporto marittimo è per un'isola, diciamo così, ma soprattutto per un paese, anche per l'Italia, è l'elemento, diciamo così, l'elemento modale più importante. Il nostro è un paese che non produce, che non ha materie prime, che le importa totalmente, le trasforma nella sua industria manifatturiera e poi le esporta nel mondo. La Sicilia, oltre a questo, è una terra nella quale si può vendere il prodotto Sicilia, no? Per cui il prodotto Sicilia è fatta di mare, di cultura, di enogastronomia, ha una pluralità di fattori che è incredibile come in passato non si sia pensato di poterli sfruttare. Noi li abbiamo messi a fattor comune, abbiamo cercato di far comprendere ai territori, alle città che ospitavano i nostri scali, che le condizioni infrastrutturali e ricettive di questi scali sarebbero mutate nel tempo e che i porti non potevano più essere visti come enclave, come luoghi chiusi, come luoghi squalificati, ma invece dovevano risultare un elemento straordinariamente importante di sviluppo e di creazione di prodotto interno lordo per i territori, per le città che avevano in questo caso e che oggi fortunatamente hanno come luoghi nuovi, no? Rispetto al passato. Quindi ecco, la nostra attività è andata un po' in questa direzione. Il trasporto marittimo, tornando alla domanda, è importante, è importantissimo. Noi abbiamo numeri che dimostrano come negli ultimi anni la Sicilia sia tornata centrale non soltanto nel Mediterraneo, ma sia tornata centrale a livello internazionale, sia per il traffico delle merci, quindi con un volume di esportazioni molto più ampi rispetto al passato, sia per quanto riguarda il traffico passeggeri, perché quando una città come Palermo può ospitare attraverso il suo porto
400.000 passeggeri, 500.000 passeggeri al massimo, nel 2023 ne ha ospitati quasi 1 milione e quest'anno ne ospiterà oltre il milione, la dice lunga su come, insomma, quando metti insieme i fattori che ho detto prima, infrastrutture, strutture ricettive, modernità, ricostruzione di rapporti con le città, questi elementi ti consentono di creare una filiera anche di vendita, no? Di un prodotto che è facilissimo da vendere. Questa è una terra meravigliosa che forse merita di ritornare ad una bellezza che in talune parti, in talune sue parti ha dimenticato o comunque aveva dimenticato, ha lasciato alle spalle. Oggi invece per fortuna tutti si muovono in questa direzione, io sono convinto che questa terra in particolare abbia margini ancora di sviluppo incredibili, perché è talmente bella, ha talmente tanto da offrire che in tutti i diversi gangli della Blue Economy, fermandoci al trasporto marittimo, ha ancora numeri che possono crescere annualmente a doppia cifra. Tra l'altro in una visione strategica, ho ascoltato alcune tue interviste, dicevi questa visione di cerniera anche con l'entroterra, con il restante parte della Sicilia, il porto diventa diciamo un luogo importante anche per capire quello che l'interno ha da offrire, il resto della Sicilia ha da offrire, quindi non è un luogo puntiforme il tuo approccio, ma appunto tiene conto dell'approccio sistemico. No, infatti quando io dicevo inizialmente noi gestiamo 4 porti, però è evidente che se ti arriva 1 milione di persone a Palermo, magari qualcuno è interessato a non stare solo a Palermo, andare a Trapani, devi creare dei sistemi di comunicazione, soprattutto di collegamento intermodale che ti consentano non di vendere, tra virgolette, un unico luogo, un'unica città, ma di dare la possibilità a chi arriva da fuori di potersi muovere con facilità, con semplicità. E quindi quando cominci a costruire un rapporto e fai capire che i numeri si incrementano, poi gli altri soggetti che hanno la responsabilità di altre modalità di trasporto si attivano. Ecco, le ferrovie con i collegamenti, il PNRR in questo ha aiutato molto e la Sicilia è diventata centrale anche negli investimenti in tal senso, le autostrade, si parla di infrastrutture stradali, ma quando il collegamento per arrivare ad esempio ad Agrigento da Palermo, piuttosto che a Trapani, piuttosto che a Messina o a Catania, rimane ancora ancorato a infrastrutture troppo vecchie e diventa difficile, no? Poi da vendere qualcosa che non è puntiforme. Il meccanismo di creazione di numeri all'interno di un'unica struttura che può essere quella portuale aiuta poi a comunicare all'esterno come sia necessario muoversi, correre anche per adeguare quello che è a terra rispetto a ciò che arriva da mare. E in questo, devo essere onesto, si sta facendo, penso, un bel lavoro. In Sicilia noi abbiamo questa frase che ci opprime, no? Fare cambiare tutto perché nulla cambi. Tu hai cambiato il contesto nel quale sei andato, sei arrivato, ovviamente una rivoluzione per noi che viviamo la città di grande impatto. La curiosità è quali sono stati i processi mentali che ti hanno portato a capire sta cosa si può fare e la faccio, perché in realtà è stata fatta. Secondo me ci vogliono tre elementi. Il primo elemento è la visione, quindi capire dove vuoi andare e capire cosa il mercato ti chiede, perché è il nostro lavoro, io fondamentalmente gestisco un'impresa. La seconda è costruire una squadra che ti consenta di arrivare al terzo fattore importante, essere concreto e quindi mettere a terra quello che tu avevi soltanto come visione. Se fai questo con da un lato educazione, dall'altro umiltà, ma anche con tanta decisione, alla fine i risultati li ottieni. Quindi questo passaggio dalla visione alla concretezza noi abbiamo cercato di realizzarlo attraverso una squadra meravigliosa che mi ha accompagnato e che ci ha consentito però di arrivare ai risultati che abbiamo conseguito, che sono risultati non solo infrastrutturali o di miglioramento delle condizioni ricettive o di restituzione di una parte del mare alla città di Palermo, piuttosto a quella di Trapani, piuttosto a quella di Termini Imerese o di Porto Empedocle, ma che ci ha consentito di fare un salto culturale, che è quello di dire no, non è vero, le cose si possono fare, i numeri si possono ottenere, gli investimenti possono essere ripagati in questa terra, perché ogni investimento che noi abbiamo fatto con i soldi dello Stato oggi è stato ripagato almeno 2 volte, insomma, quindi tutto si può fare. Bisogna però ecco, avere anche la capacità di ascolto, no? È un altro elemento importante, non convincersi che tutto ciò che fai sia giusto, e quando hai una squadra attorno che è viva e capisce la visione e vuole realizzarla,
devi anche essere in grado di ascoltare quando magari le opinioni che ti arrivano sono discordanti rispetto a quello che tu ti sei convinto sia giusto in quel momento. Ecco, anche questo è un altro elemento che ci ha consentito di aggregare maggiormente la squadra, perché la squadra si è sentita più organica anche nella decisione, nella vision, no? Nella creazione della vision, e i risultati poi alla fine sono arrivati. Ovviamente hai avuto delle resistenze, conosco i miei conterranei. Che tipo di resistenze, e secondo te, diciamo, già in parte hai risposto col fatto che hai trasmesso questa visione, ma te le aspettavi, sono ordinarie? No, ma come in tutte le cose, quando arrivi in un contesto che è abituato a vivere in quel modo ed entri a gamba tesa perché devi essere deciso, no? Come ho detto prima, è evidente che non tutti possono essere contenti, perché se la loro esperienza si è basata sul fatto che chiunque sia arrivato prima magari abbia detto farò questo, farò quell'altro e poi non è mai successo nulla, sono magari resti, no, al cambiamento, si dimostrano resti al cambiamento. Nel caso del sottoscritto inizialmente è stato un po' così, ma poi alla fine non mi sembra che si sia andati in questa direzione, anzi questa è una terra che ha bisogno di conoscerti, no? C'è una sorta di diffidenza iniziale, però poi quando ti abbraccia non ti molla più, quindi io sono soddisfattissimo di questo, sono felicissimo, tanto è vero che sto acquistando casa a Palermo in Sicilia, perché questa è una terra veramente bellissima e fatta di gente particolarmente bella dentro e fuori. Le ultime domande. Una che faccio sempre è, io ho un figlio di 12 anni, vi racconto un brevissimo aneddoto. Quando è venuto Celestino a Palermo, siamo stati a pranzo assieme, li ho messi accanto e hanno parlato. E io richiamo e sentivo che Celestino, che con quali siamo amici, poi parlava come parla un padre, un nonno. Tu cosa ti senti di dire a un ragazzo di 12 anni oggi in Sicilia, che si confronta comunque con le realtà del posto, ma anche con la tua sensibilità, la tua visione, che ovviamente la vediamo, quindi... Che la Sicilia è il posto più bello non solo dove vivere, ma la Sicilia è un posto ricco di possibilità, ricco di occasioni e che bisogna aver fiducia perché le generazioni che oggi si stanno susseguendo hanno capito come non si possa più ragionare soltanto su quello che la nostra generazione vive o queste generazioni stanno vivendo, ma il percorso mentale è preoccuparsi proprio dei ragazzi che oggi hanno l'età di tuo figlio, quindi hanno 12 anni. E quindi cercherei di instillare in lui fiducia nel fatto che questa è una terra che non va abbandonata, questa è una terra nella quale non si deve soltanto crescere, nella quale si deve rimanere, nella quale si possono far andare giù, insomma, radici forti, che ci saranno occasioni importanti perché il cambiamento in atto è un cambiamento forte che va nella direzione, secondo me, giusta, anche per dare fiducia e futuro alle generazioni che verranno. Campeggia su di noi una scritta dove c'è la parola impossibile di Francesco d'Assisi, il tuo rapporto con l'impossibile. Ecco, per una persona molto concreta è una parola che ha poco significato, no? Cioè, nel senso, quando sai che ti sei messo in testa e hai la vision, sai che non può essere impossibile. Ci sono dei percorsi, no? È necessario e poi piano piano, insomma, arrivi all'impossibile. Quindi l'aforisma di San Francesco in tal senso è un po', no, un percorso. Il mio rapporto con l'impossibile non lo guardo perché ciò che so essere impossibile non lo percorro, cioè, però guardo invece alle cose che qualcuno reputa impossibili, cercando di dimostrare che impossibili non sono. Nel fare le cose inciampiamo sempre. E quindi quella cosa che ho imparato conversando con chi poi supera ostacoli nella vita, il punto non è come inciampi, ma in che modo affronti il problema che hai di avanti. Il tuo atteggiamento qual è in questi casi? Sono inciampato talmente tante volte, te l'ho detto, devi essere umile, devi avere la capacità di rialzarti e questo puoi farlo soltanto se non sei solo, si ripete, no, il gioco di squadra, se hai le persone che con te condividono un percorso sono loro, no, a sostenerti quando si inciampa e tu devi essere bravo a sostenere quando qualcuno di loro magari inciampa e va nella direzione che magari è una direzione sbagliata, ma chi non sbaglia, cioè, vuol dire che non fa, soltanto chi fa sbaglia, quindi bisogna saper accettare l'errore, bisogna saper avere la forza di rialzarsi e di proseguire, di non fermarsi mai, avere sempre fiducia. L'importante è essere fare gli errori
in buona fede, con onestà, quella non deve mai mancare. Se viene a mancare quella, allora se c'è il dolo, diciamo così, o la colpa grave, allora lì c'è qualcosa che non va, ma quando lavori e sbagli in buona fede, commetti errori, penso sia la cosa più naturale del mondo. Ti devi rendere conto, devi essere umile, devi essere capace di tornare sui tuoi errori, in modo tale da non ripeterli più. Hai adesso un incarico nazionale importante. Com'è varia rispetto all'acqua? Sono due elementi che si avvicinano molto, no? Non solo fisicamente. È un mercato regolato come quello portuale, la nostra è un'azienda molto molto sana, che gestisce il controllo, no, dello spazio aereo nazionale, lo fa attraverso 45 torri di controllo in 45 aeroporti, con 4 ACC, con una tecnologia avanzatissima, è il service provider più efficiente che esista oggi in Europa e a breve lo sarà certamente nel mondo. I numeri, dopo 10 mesi di esperienza lì, i numeri ci raccontano insomma che abbiamo messo in campo un buon lavoro che va anche in questo caso, diciamo così, nel trasformare un'idea in un qualcosa di concreto. Quindi, il mio cuore oggi, il mantenere due incarichi non è una cosa semplice, essere l'amministratore delegato di una quotata ed essere presidente di un'autorità non è una cosa facile. Qualcuno pensa che ci sia l'innamoramento dei ruoli o l'innamoramento degli incarichi, non è così, ma non perché io svolga l'incarico di un'autorità adesso gratuitamente, ma perché evidentemente non devi lasciare quello che hai iniziato fin quando non lo hai finito, quindi il mio spirito è questo. Quindi da una parte abbiamo iniziato, dall'altra stiamo concludendo un percorso che tra 1 anno e mezzo, a giugno del 2025, per forza di cose dovrà interrompersi, però mi sembra giusto che si debba chiudere con la conclusione di tutti gli obiettivi che ci siamo dati fino a quella data. Quindi fino a quella data ci sarà il mio impegno e i 3/4 del mio cuore saranno sempre qui, insomma, in questa autorità. E poi siamo tranquilli che compri casa, quindi resti. Certo, verrò sicuramente. L'ultima Certamente. domanda, Sì. l'ultimissima, ed è questa. Devi scegliere una delle due, non hai Ecco. via di uscita. Secondo te è più potente la volontà o l'immaginazione? Beh, questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda. Sai, sono tutte e due importanti, non posso dirti l'uno o l'altra. Se non immagini e non hai la volontà per realizzare, per rendere concreta quell'immagine che ti sei fatto, alla fine cade un po' di significato l'immaginazione. Ripeto, sempre rispetto ad una persona che come me tende molto a cercare, no, di fare sempre qualcosa di nuovo, a costruire qualcosa di nuovo, a verificare se può esistere qualcosa di nuovo. Quindi sono due cose importanti. Certo, l'immaginazione aiuta tantissimo, è la fonte primaria, no, dal quale si trae ispirazione. Quindi per me l'immaginazione viene prima, poi ci vuole forza di volontà per realizzarla, per mettere a terra le cose. Quindi sono tutte e due cose molto molto importanti. Se devo scegliere, immaginazione per me è fondamentale. Posso dire che ne ero certo. Grazie. Grazie.